Questa mattina abbiamo avuto segnalazione ufficiale dall'ARPAV che siamo subentrati dopo 4 sforamenti in allerta arancione. 4 giorni consecutivi di smog alle stelle, scatta a Treviso come in tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto, con la sola eccezione di Belluno, l'allerta arancio. Stop dunque dalle 8.30 alle 18.30 alle auto diesel fino ad Euro 4. Restano le limitazioni del livello verde per gli altri mezzi, i furgoni diesel fermi fino all'Euro 4, le auto a benzina fino ad Euro 1 ed i ciclomotori a 2 tempi Euro 0. Le concentrazioni di PM10 nell'aria registrati dalla centralina ARPAV di Via Lancieri di Novara da giovedì 14 febbraio hanno sforato quotidianamente i valori massimi consentiti di 50 microgrammi per metro cubo d'aria, facendo così scattare l'allerta arancio. I trevigiani non potranno più circolare con le Euro 4 diesel, ovviamente salvo le deroghe previste, che sono molte. Consiglio a tutti di andare sul sito del comune per capire quale deroga utilizzare per evitare di bloccare la propria attività produttiva. E se la cappa di smog che inquina l'aria non si dissolverà, e purtroppo le previsioni del tempo non promettono pioggia o vento nei prossimi giorni, lunedì prossimo potrebbe scattare l'allerta rossa. Ci auguriamo, ripeto, le condizioni che ARPAV ci dà sono quelle di un generale miglioramento della situazione, ci auguriamo di non entrare in questa situazione. In quel caso l'allerta rossa prevederà il fermarsi anche di quelli che sono i mezzi commerciali per una fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30. Unica nota positiva del clima di questi giorni, e cioè le temperature particolarmente miti nelle ore centrali della giornata, è quello di spingere i cittadini ad abbassare il riscaldamento di case e negozi, limitando quindi le emissioni inquinanti in atmosfera. Considerando che oggi ci aggiriamo attorno ai 14 gradi e sicuramente la minima sarà più bassa, pensiamo che comunque i trevigiani cominceranno a utilizzare meno quello che è il riscaldamento domestico e parallelamente anche le aziende di attività commerciali, e a quel punto l'effetto smog diminuirà per emissione minore di PM10 dato dalle caldaie. Ma l'anomalia climatica sta facendo sentire i propri effetti anche sull'agricoltura, con la Coldiretti che lancia l'allarme. Il caldo sta predisponendo alla ripresa vegetativa soprattutto le piante da frutto, rendendole particolarmente vulnerabili all'eventuale prossimo arrivo di una nuova ondata di gelo con danni incalcolabili sulla produzione.